Gianluca Salvetti, assieme alla sua squadra, il Futsal Giorgione, era sceso in piazza nei giorni dell'alluvione quando ha esondato la venale a Castelfranco. Assieme a ragazzi e dirigenti ha risposto subito all'appello lanciato dall'amministrazione comunale e ha aiutato i cittadini sotto la pioggia battente. Si sono presentati alla Protezione Civile, in nostra sede, e non hanno temuto niente. Sotto la pioggia, tra l'altro, si sono messi a lavorare per diverse ore al servizio della comunità. Sicché questo è un gesto straordinario che non dimenticherò mai. Un cuore grande, un ragazzo solare e dolce. Il suo sogno si è infranto in una strada a Curitiba. 18 anni, italo-brasiliano, era tornato per una breve vacanza nel suo paese dove viveva la famiglia. Promessa del futsal, aveva giocato con i colori azzurri agli europei under 19. Il giovane era in auto con il padre Rafael e la sorellina. Il papà, alla guida della macchina per evitare l'impatto con un'altra vettura, è uscito di strada. Gianluca e il padre sono morti sul colpo, gravissima la piccola portata in ospedale. La notizia è piombata su Castelfranco dove il diciottenne viveva da anni. Con un dolore enorme, no? Tutti noi della famiglia Futsal Giorgioni abbiamo ricevuto questa notizia, no? Bruttissima. Sempre con il sorriso, spiega il presidente della società. Lui è arrivato da noi che aveva 15 anni, ha fatto 3 stagioni sportive e quest'anno doveva trasferirsi alla Roma Calcio a 5. Per fare la Serie A2 Elite. Aveva seguito le orme del padre che aveva giocato a calcio a 5, lui puntava in alto e ce l'avrebbe fatta, ci dice con la voce rotta dal pianto il presidente, in queste immagini un suo gol. Penso si fa attaccare, attenzione perché c'è lo scavetto e il gol da parte di Salvetti. Doveva arrivare a Roma nei prossimi giorni. L'intera federazione calcistica nazionale ha voluto salutare Gianluca, un post, tante lacrime e il ricordo di Gianluca sul campo da calcio.